Buongiorno e un benvenuto a tutti. Scusate il ritardo, ma le cose oggi sono parecchie. Veramente grazie per chi è qui in presenza, a chi ci sta seguendo da remoto. Vorrei ringraziare la collega e amica consigliera Milena Cecchetto per aver promosso questa conferenza stampa che risponde a un duplice scopo. Da un lato quello di ringraziare la Polizia Locale nell'impegno quotidiano verso i cittadini per garantire la loro sicurezza, dall'altro quello di fare il punto sullo stato di attuazione della legge regionale 31 del 2001 della collega Cecchetto, che istituisce l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale, partendo proprio dalla considerazione circa le molteplici difficoltà nel reperimento di personale qualificato e idoneo al ruolo. Come emerge dai recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto pressoché tutte le città, le principali città, ma anche i territori della nostra regione, quello della sicurezza è un tema all'ordine del giorno. Stilando un mero elenco di episodi di varia gravità e osservandone poi la distribuzione geografica, possiamo purtroppo affermare che nessun luogo è immune, con una trasversalità che finisce per assumere la dimensione di una distribuzione appunto capillare. Se da vicentino conosco abbastanza bene le problematiche del territorio o del capoluogo, il comandante Parolin lo stalkerizzo con gli articoli di stampa quando faccio la rassegna, è pur vero che allargando lo sguardo molte altre realtà venete sono state teatro nei mesi scorsi di aggressioni e violenze, anche in pieno giorno, con conseguenze per i cittadini, per la loro qualità di vita e la percezione che hanno del loro contesto in cui vivono, che sono purtroppo deleterie. Così come per lo stesso tessuto sociale che finisce per sfilacciarsi. La sicurezza è in primo luogo una questione sociale che investe la vita e le relazioni dei singoli cittadini. Una città, un comune che garantisce ai suoi cittadini di poter vivere e lavorare in contesto sereno e stabile è semplicemente una città sana. Non è agevole quindi il compito della polizia locale oggi, e non solo perché appunto gli episodi che vediamo la vedono chiamata a intervenire sono molteplici, alcuni gravi, altri per fortuna meno impegnativi, ma soprattutto le condizioni di lavoro che sono spesso difficili, con scarsità di risorse e mezzi che si riflettono poi negli interventi stessi. Servono uniformità e coordinamento, maggiore collaborazione istituzionale con enti e organismi pubblici, territoriali e statali, privati e organismi del terzo settore. Servono sistemi informatici che consentono la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti appunto alla polizia locale. Ho recentemente visitato la sala controllo al Tronchetto del comandante Agostini e devo dire che per chi non l'ha vista va fatta conoscere, perché ripeto ha un livello di tecnologia e anche di capillarità sulla città che è molto particolare, quindi complimenti comandante. Serve attività di ricerca, documentazione e informazione sul tema della legalità, sensibilizzazione in materia di educazione civica e cultura della sicurezza. Serve formazione e tutto ciò deve essere realizzato a partire dalla consapevolezza che gli operatori di polizia locale sono esposti quotidianamente e costantemente a specifici fattori di rischio, fisico oltre che psicologico. Per questo il nostro impegno non può esaurirsi e per questo deve essere trasversale, ringraziando chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per salvare e tutelare quella di tutti noi. Grazie per quello che fate e veramente buon lavoro. Lascio la conduzione della giornata alla collega Cecchetto, che sul tema è abbastanza preparata, ve lo assicuro. Prego Milena. Grazie Presidente. Intanto vi ringrazio tutti per essere presenti stamattina. È stata la prima legge che ho voluto a livello di Consiglio regionale, perché da sindaco 10 anni ho avuto il piacere e l'onore di lavorare a stretto contatto con la polizia locale del mio territorio e sinceramente ho sempre ritenuto che il vostro valore, la vostra figura sia sempre stata di per sé sottovalutata.
non si fa capire al cittadino quanto la vostra presenza a livello comunale, a livello di quotidianità sia fondamentale. Quando si dice che in un comune le figure importanti sono quelle del maresciallo, quelle del farmacista, quelle del parroco, ogni volta si dimentica il cosiddetto vigile, oggi polizia locale. Per cui quando sono approdata al Ferrofini la prima cosa è stata ritengo necessario, assolutamente utile, dare una, virgolette, dignità anche a voi, avere un elenco a livello regionale di tutti voi che ogni giorno lavorate per i nostri territori. Anche perché come sindaco succede la persona che va in pensione piuttosto che la persona che si sposta, e ogni volta c'era la corsa a rubare il comandante del comune di fianco, voglio dire che era una cosa abbastanza infelice da sindaco, mentre ci sono delle persone che possono essere idonee, ci sono delle persone che sono disponibili, e a livello regionale avevo sempre ravvisato questa necessità di avere un qualcosa di consuntivo per poter accedere e poter capire chi come voi poteva essere disponibile per determinati posti. Questa legge è, come ha già anticipato il Presidente, in itinere. Devo ringraziare gli uffici, sia la Direzione di Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, sia la Direzione ICT, poi vi illustreranno il grande lavoro che è stato fatto, perché ci sarà un elenco. Parlo al futuro perché ci stiamo ancora lavorando, ci sarà un elenco a livello regionale che sarà consultabile appunto da tutti i comuni o da chi comunque ne abbia bisogno. Insieme con questo siamo riusciti a instaurare a far partire il tavolo di coordinamento delle polizie locali. Io ritengo che la comunicazione fra i diversi territori sia assolutamente fondamentale, così come la formazione. Ho scoperto che se voi vi parlate fra di voi, ottenete 500 volte più risultati di quelli che vi possono suggerire gli uffici tecnici piuttosto che quelli legislativi a livello politico. Quindi sono molto contenta che sia partito questo tavolo, perché sono convinta che sarete voi a dare le istruzioni alla parte politica o alla parte tecnica di quello che vi serve e di quello di cui avete bisogno ogni giorno. Io adesso passerei la parola al direttore del Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, il dottor Tommaso Settin, che vi racconta il grande lavoro che è stato fatto a livello di ufficio per creare questo strumento che poi darà luogo all'elenco. Grazie consigliere. Sì, io oggi volevo dare un attimo l'inquadramento un po' per capire da dove origina questo lavoro che è stato impostato e che oggi poi vi presenteremo anche dal punto di vista tecnico-operativo con il collega della direzione ICT. Tutto questo si inserisce nel quadro chiaramente della legge 24 del 2020, che è la legge fondamentale che disciplina l'organizzazione territoriale e la gestione in materia di polizia locale e sicurezza. Un ruolo fondamentale, un aspetto fondamentale che è sempre che è all'interno della legge è appunto l'aspetto della concertazione e della condivisione delle informazioni e dello scambio reciproco nel principio di sussidiarietà, che è quello che è alla base poi dell'ordinamento non solo in materia di polizia locale ma nell'ordinamento regionale. E quindi dicevo appunto la legge 24 istituisce alcuni aspetti fondamentali, introducendo anche poi l'aspetto cruciale richiamando l'aspetto cruciale della formazione, che è un altro aspetto che è stato particolarmente curato sia nella legge sia nella fase attuativa degli anni scorsi. Come dicevo, la legge 24 del 2020 è stata poi novellata anche nel 2021 con l'introduzione appunto dell'articolo 10 bis, sul quale arriverò adesso, e in particolare, come diceva il consigliere Cecchetto, nell'anno scorso si è dato attuazione all'articolo 12, il tavolo dei comandanti,
che è una struttura che è stata immaginata, creata e che è stata però anche resa attuativa ed operativa nel corso del tempo, e nel quale appunto abbiamo potuto verificare la bontà e l'utilità di un confronto reciproco internamente tra di voi, tra comandanti, ma anche rispetto a noi e rispetto alle esigenze, sia appunto in campo formativo, nelle quali ci siamo concentrati particolarmente anche negli incontri dei mesi scorsi, sia riguardo appunto altri aspetti organizzativi che rivestono un ruolo importante e fondamentale nel coordinamento tra le strutture. È proprio sulla scia di questo dialogo che si è instaurato tra le amministrazioni che si è instaurato appunto un percorso di confronto e di attività poi operativa in termini di formazione. La formazione che ha visto importanti corsi fatti nelle annualità precedenti, e anche quest'anno ne sono in corso appunto attività in questo tema, con la collaborazione con l'Università di Venezia, l'Università di Verona, il Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia e con ANCI Veneto. E abbiamo poi intrapreso la strada necessaria appunto della istituzione dell'elenco dei comandanti. L'elenco dei comandanti è stato previsto dall'articolo 10 bis, inserito appunto nel 2021, con lo scopo, come si diceva in precedenza, di rendere uno strumento consultabile e disponibile agli enti locali per poter attingere a quelle professionalità che siano idonee a rivestire il ruolo di comandanti. Abbiamo quindi un duplice aspetto: l'istituzione dal punto di vista formale, con il dettare anche le regole dell'iscrizione all'interno di questo elenco. L'aspetto poi operativo, che è quello che adesso vi presenterà il collega, che rappresenta lo strumento informatico che vorremmo mettere a disposizione per rendere fruibile questo elenco. Quindi per poter consultare, per poter sostanzialmente favorire quell'incrocio tra domanda ed offerta di competenze, di professionalità che vengono rese disponibili. Chiaramente è uno strumento, sarà uno strumento facoltativo, non c'è un obbligo, però diventa uno strumento, crediamo, importante ed utile proprio per le amministrazioni locali, per rispondere a quell'esigenza di ritrovare nel territorio, rispetto a persone formate e anche già con anni di esperienza sul campo, che siano idonee a ricoprire un ruolo così importante all'interno della comunità e ai fini della sicurezza soprattutto. Lascerei la parola, prego. Grazie. Io vi porto i saluti dell'assessore Corazzari, che mi ha appena scritto che è stato requisito dal Presidente, quindi doveva passare a salutarvi, ma ubi maior. Passerei la parola al dottor Barrichello della direzione ICT della Regione Veneto, che poi è colui che operativamente vi spiegherà in cosa consiste il grande lavoro che stanno facendo e che vedrete operativo a seconda di quando andremo in giunta con la delibera, e da quel momento sarà operativo. Io ho delle slide da visualizzare, se è possibile. Bene. Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere qua, e anche a chi è collegato di star qui a vedere cosa adesso vi presentiamo. Allora, MEBTEL è un acronimo di una piattaforma full purpose che permette di gestire più istanze e più registri per la Regione Veneto. Quindi lo strumento che abbiamo usato, che è appunto MEBTEL, è uno strumento, se così possiamo dire, malleabile, nel senso che in questo strumento posso costruire più procedimenti, più moduli e anche quindi più processi di stanziamento. Infatti, questa sarebbe la prima pagina di accesso a questa piattaforma. Troviamo che il primo sistema di stanziamento è appunto il nostro sistema che ha l'obiettivo di andare a registrare i comandanti responsabili del servizio di polizia locale. Ovviamente qui è rappresentato una sola voce, che è quella che a noi interessa. Potrebbero esserci anche altre tipologie di voci, ma in questo caso l'utente interessato deve selezionare questa voce.
Quindi la piattaforma è il punto di ingresso per arrivare all'istanza per iscrizione all'elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. Il sistema ovviamente è completamente web, è anche adattivo su tablet o su mobile, e la pagina successiva rappresenta di fatto quella che è, così possiamo chiamare, il front-end per chi vuole consultare l'elenco. Qui è da definire poi il perimetro, cioè se lasciarlo libero a chiunque oppure andare a perimetrarlo solo agli enti che devono essere interessati alla ricerca appunto dell'offerta. L'elenco quindi è suddiviso, come vedete, se si vede, no, l'ho combinato. Ah sì, è giusto, è vero. Perché avevo, eccolo qua. Non sia lo stesso. Vabbè, è diviso in sezioni. Abbiamo la sezione comandanti dirigenti, comandanti non dirigenti, responsabili dei servizi, e poi un filtro di ricerca che uno può ricercare per provincia, cognome e nome della persona da poter trovare. Ovviamente c'è anche un punto di contatto dove si possono essere richiesti chiarimenti o informazioni o comunque un aiuto, un supporto. E ora arriviamo alla parte invece di registrazione, quindi quello che appena abbiamo visto è il fruitore dell'elenco, cioè colui che è interessato a vedere l'elencazione dei soggetti. Poi chi invece, come dicevamo, in modo volontario volesse iscriversi, l'accesso avviene ovviamente, come ormai succede sulla maggior parte dei servizi digitali della pubblica amministrazione, tramite SPID e CIE. L'accesso avviene quindi direttamente con SPID e CIE, non serve un accreditamento, quindi uno che ha una SPID o una CIE entra e si trova in quest'area dove trova le istanze a cui può procedere. Quindi selezionando l'istanza opportuna, in questo caso l'elenco dei comandanti dei corpi dei servizi di polizia locale, non fa altro che entrare in questo modulo di dettaglio, andare a selezionare nel modulo di iscrizione con i 3 bottoni, uno dei 3 bottoni in verde, quindi comandanti dirigenti, comandanti non dirigenti, responsabili di servizio, e quindi poi procedere alla compilazione della domanda. Qual è il vantaggio di usare SPID? Magari SPID può essere, come dire, a volte anche difficile piuttosto di un utente una password, ma ormai in tanti siamo abituati a fare il 730 precompilato, quindi lo SPID lo sappiamo usare, e il vantaggio di SPID è quello che ti va anche a precaricare i dati all'interno del form che devo compilare, quindi in questo caso ha inserito ovviamente nome e cognomi, i dati di residenza e così via, nella prima pagina di anagrafica. Invece poi la seconda pagina deve essere invece compilata con quelli che sono i dati specifici oggetto del registro. È fondamentale il tema informativa, quindi a pagina vedete le autorizzazioni dove chi compila dà l'autorizzazione a pubblicare il curriculum vitae e dà l'autorizzazione quindi a pubblicare i dati appena caricati, e una volta fatto salva, definitivamente il dato compilato entra nel registro. Volendo si può fare un salva bozza, perché magari non si è convinti di quello che si è inserito, allora l'istanza ritorna a essere in bozza e ogni volta che si rientra con lo SPID se la si trova tra l'elenco delle procedure da poter quindi può continuare al completamento. Ecco, questo no, non ho finito. Ovviamente l'applicativo vi permette di avere sempre sott'occhio la situazione della compilazione della vostra istanza, andandovi sempre a individuare, darvi lo stato, quindi se è in bozza, completata o definitiva, e fondamentale anche il bottone invia protocollo, perché una volta caricata l'istanza ovviamente deve essere protocollata dal sistema. Ovviamente oltre all'invio al protocollo c'è il tasto allega curriculum vitae,
e al termine della procedura l'utente invierà, appunto, come dicevo, la pratica al protocollo e qui la conferma del numero di protocollo dato alla pratica. In questo caso la pratica è ufficialmente caricata e sarà un elemento del registro. Se ci sono domande, grazie per l'attenzione. Il sistema è abbastanza semplice, mi sembra, per chi utilizza Nel internet. caso c'è il numero di telefono che all'inizio all'inizio, visto sì, c'è il numero di telefono. Perfetto, quindi chiunque si inceppi. Mi raccomando, è fondamentale l'assistenza. Bene, io non andrei molto oltre, lascerei la parola per la chiusura di questa conferenza stampa al comandante Agostini di Venezia, che è sempre il nostro faro per quanto riguarda tutta la regione Veneto. I capelli bianchi aiutano a riverberare la luce. Grazie, perché questa è una vecchia richiesta della categoria di avere un elenco dei comandanti. Avendolo visto qui oggi, ovviamente ci fa una buona impressione. Forse andrà integrato con tutti i dirigenti di polizia locale, anche i non comandanti attualmente, che potrebbero aspirare, e forse anche con i responsabili di servizio che potrebbero fare i comandanti nel futuro, in maniera di avere un elenco di personale qualificato. Devo dire che la collaborazione con Regione Veneto è stata importante soprattutto in questi ultimi 2 anni. Abbiamo sviluppato un rapporto di collaborazione vero, con percorsi di formativi dove abbiamo formato quasi 7.000 persone in 2 anni, quindi a costi molto ridotti, perché giocando sulla formazione, giocando su quello che è previsto dalla legge quadro, che dice che i responsabili della formazione sono i comandanti, farlo assieme, aver messo insieme le esperienze, aver sviluppato una cosa, ha consentito anche di creare tutta una serie di persone qualificate che potrebbero domani mattina assumere incarichi di comando in tutta la regione Veneto innanzitutto, ma anche nelle regioni attigue, insomma. Va sottolineato che il nuovo comandante di Udine, che prenderà servizio il 10 di ottobre, è un ufficiale che ha comandato un comune di media dimensione del Veneto come San Donà e che proviene dalle nostre file, che ha fatto la formazione con noi. Allora, questo è uno strano mestiere, dove c'è il mercato. C'è il mercato all'interno dei ruoli, nel senso che qualcuno parte dal piccolo e poi cresce, ma c'è anche il mercato all'esterno, nel senso che, faccio l'esempio di uno dei miei funzionari che si è dimesso al 1° di luglio perché ha trovato un'azienda privata che gli fa fare sostanzialmente lo stesso lavoro che faceva da noi, pagandolo 3 volte tanto. Allora, questo è uno dei temi su cui la politica deve tenerne conto, perché le professionalità che ha la polizia locale, intanto è una professionalità che si forma con un certo periodo, non è che nasce nessuno imparato in questo mestiere. E la crescita, lo sviluppare, è chiaro che partendo da una piccola realtà è una certa esperienza, chi parte da realtà più grandi ha esperienze diverse. Io dico sempre, io sono assolutamente ignorante, nel senso che ho dei bravi funzionari che mi approfondiscono le diverse materie. A me spetta quelli di farli lavorare e coordinare. Al comandante della realtà con 4 agenti, lui deve sapere tutto perché non ha qualcuno che studia per lui.
Allora su questo è un lavoro, è giusto aver fatto più sezioni, proprio perché maturano esperienze differenti, dopodiché però bisogna anche fare rendersi conto che una parte importante del nostro lavoro è anche quello della gestione del personale. Quando i comuni fanno la scelta, tra virgolette, sbagliata, di rivolgersi a un ex o un ufficiale dei carabinieri o a un funzionario, un dirigente della Polizia di Stato, prende qualcuno che ha una formazione di ordine pubblico sicura, ma che non ha mai gestito un giorno una relazione sindacale. Al massimo discutono di qualche turno. Noi siamo abituati a discutere dei progetti, delle indennità, dei turni, degli orari, e questo è un altro modo di lavorare. E quindi avere un elenco che raggruppi tutte queste cose e che consente anche di aiutare la formazione, anche di alta, perché molto spesso noi facciamo la formazione basica ed è fondamentale, perché mettere in strada agenti che non abbiano formazione significa mandarli al suicidio. Ma bisogna fare anche la formazione per i quadri e per i dirigenti, perché consente di avere una prospettiva di personale formato. Dopodiché, se anche la Regione ci dà una mano a pagarli meglio, non è una brutta cosa. Grazie. Grazie Comandante. Registriamo la richiesta, non avevo dubbi che portandovi fino a qua sarei andata a casa con qualcos'altro da fare, però l'intento era quello. Io vi ringrazio ancora per la presenza e buon lavoro sulle strade con i nostri cittadini.